Ma io diciamo che questa giornata di YouTuber League non parte proprio alla grande, eh? No, non parte proprio. Cioè, poi io stamattina mi sono svegliato pure con tutti i nervi accavallati dietro al collo, ma con mio occhi volessi sapere. Una cosa assurda. Ma giunta solo in danno scasso. Ah, voglio, è come se non bastasse, mi muore pure di sonno stamattina. Ma io ho dormito pochissimo, veramente sto stanchissimo. Perché? Perché ho finito di revisionare il video Napoli Creators, Nazionale Creators alle 4 stanotte, visto che era giovedì, oggi è venerdì. Alle 4 stanotte, voglio, ma ci sono state le 8:30. Fatevi il conto di quante ore di sonno c'ho. Poi ci dato come le panze, che nerva accavallata e con un suono esagerato, tutto a posto. Mobechi contro l'Inter oggi YouTuber League, corre. Vabbè ragazzi, ma al di là di tutto prepariamoci un attimo il nostro borsone magico. Cominciamo a prendere la maglia. Ah no, questa è la maglietta di Simone di Olimpo, ok. Ci miseri ragazzi, cominciamo a prendere la nostra bella maglietta d'allenamento. Ci prendiamo questa qui, taglia L. Arriva un occhio a Basciawal, va bene, ok. In nulla. Poi, ma piglia la maglietta di Napoli, non la uso un sacco di tempo. Uso più Napoli Creators che Napoli attualmente. Eccola qui, trovata, la nostra grandissima maglia. Ah, in nulla. Qui insomma c'è comunque un trofeino. Vinto con un mio gol. Ragazzi, lo so che me l'aspettavate, ma chi mi aspettava a fare gol. Però cosa ne pensate del mio gol al volo, Sergei? Poi oggi più pantaloncino, perché sennò sto con la mutanda. Un pantaloncino arrosto. Vedo solo pantaloncino Napoli Creators. Bene. Un pantaloncino bianco, non tenim più. Ecco mo metto. Un logo. Trovato il nostro numero 5. Poi mi servirebbero i calzerotti. Diciamo no, allora mi servirebbero i calzerotti, però abbiamo appena pure una maglia termica. La maglia termica bianca non la tenim, no. Oggi regalato, oggi regalata la maglia termica. Chi è che si è preso la mia maglia termica? Nei commenti, fatemelo sapere. Vabbè, come devo mettere che sacca bianca, cioè che sacca nera. Vediamo se va bene. Poi ho regalato pure le calze tubolari. Porca miseria, al mio evento, siete un po' presi tutto. Vabbè, ho le calze queste qua solite mie, con la personalizzazione sopra. Sono andato un po' processo, aiuto. Come è possibile? Che mi fa stamattina? Ok signori, borsone pronto. Possiamo ufficialmente partire. Signori, arrivati ufficialmente in quel di Napoli. Siamo a Garibaldi. Portiamo avanti il brand, il nome Napoli Creators in alto sempre. Stavo pensando, ma da quando è che non faccio vlog in YouTuber League? Ciao, vlog seri, vlog strutturati. Anche perché, vabbè, i più belli lo so, mi piacciono quelli in hotel. Però considerate che stasera torneremo subito a Napoli. Non resteremo a Roma, quindi diciamo accontentatevi, possiamo dire. C'è la gente che mi guarda mentre parlo così. Non lo so cosa possa mai pensare. A Boianfani, magnate per emozione, pariatoi, ora. Vediamo un po' gli altri cosa dicono. Io comunque c'avevi come nera, cioè nera ma non va partita pure. Non abbiamo né Sciale perché è stato espulso la scorsa, non abbiamo Fabio perché è infortunato. Cioè considerate che l'unico panchinario sono chi? Cioè sembra tipo la scena di Conte che si gira verso la panchina, non so se ve la ricordate, diceva e mo chi ha già mettere. Perfetto. Quindi ragazzi, per questi ed altri contenuti supportateci, ma supportateci a prescindere. Lasciate un bel mi piace, dai, almeno 5.000. Iscrivetevi al canale, abbiamo superato anche i 100.000, andiamo. E lasciate un bel commento, non lo so, scrivetemi qualcosa, scrivetemi e voglio. Ciao, fine video. Signori, buongiorno. Allora, facciamo partire la persona più importante, quella che dovrebbe schierarmi titolare. Per forza Gianni. Perché sono soli. Non abbiamo alternative Gianni. Perfetto. Io ho una domanda. Dimmi tutto. Sto lavorando. Sì. Non è un lavoro, è passione. Per È perdita di tempo. Vabbè dai, lasciamo stare questo imbecille. Portiere più forte di YouTube Italia. Non lo so, general manager, mister. Sono i Leoriali oggi. Il factotum. Andò, oggi siamo in emergenza totale. Giovanni, io dico solo una cosa, Vai. al volo, punto. Vabbè. Diciamo che a te non ti urge proprio, cioè tu lavori anche oggi. Perché Assolutamente. oltre alla partita sei anche un calciatore. Vabbè. Per me la YouTuber League ha senso solo se ci sei tu in campo. Ale, oggi è un ritorno importante. Speriamo. In una partita di Decisiva, fuoco. diciamo per le sorti del Napoli. Fratino ti punterà, tu cosa fai? O punterò. Ma quindi Cristiano Ronaldo è il giocatore più forte del mondo. Cristiano Ronaldo è la wallera di, ma non dico di Messi perché è troppo scontato, di Maria. Per favore nei commenti mi dite se ha detto una cosa plausibile, ragazzi. Ah boh, Neymar è un dio. Neymar è il sottoscarpa di Hazard. Il sottoscarpa di Hazard. Diciamo che tutti e tre vi divertite a dire sempre queste stronzate. Perché? Piazza Nazionale, exit. You say Piazza Nazionale. Ok. Oh, Piazza Nazionale. Che cazzo è? Allora Simo, io oggi giocherò al posto tuo, che ne pensi? Simo? Vabbè, Simo comunque ha dimostrato che in tua assenza, cioè no, in realtà tu te ne sei reso conto che quando sei entrato, poi la prima azione che sei entrato nella partita contro la nazionale, hai fatto con lei. Un po' lo temi. A Giovanni? Sì. Cioè che ti può rosicchiare quei 15 minuti tattici. No, è già qua mezz'ora, che Fa dici? perdere. Ah, è vero, mezz'ora. Scrocato. Ma non ti senti esterno? Più punta, ti dico. Simo? Comunque mi sento più punta, più pipì dei guai. Ma che ridi? Cosa ridi?
Pius gliela devi passare che lui tira ad aprile. Sì. A E Gianni a volo. Alzatemi qualsiasi palla. No, era cheat, secondo me oggi partita più difficile del torneo. Oggi, venerdì 4 aprile, scusami. No! No, non abbiamo visto, io non ho visto che è stato. Ah, boh. Oggi venerdì 4 aprile io e Matteo ci passeremo di nuovo la palla. E Dopo un anno. attenzione, Dopo un attenzione che l'ultima volta Perché scusa? Perché va passato ultimamente noi siamo andati in difficoltà. La sorpresa di oggi chi sarà? Ale la polla. Ah, Michele. Io sta caldo, non so. Attenzione, in allenamento è un fenomeno. Che non per cavolo. È il classico che in allenamento è fortissimo, poi in partita. No, però attenzione. Attenzione. Già so. Dillo. C'è Paolucci, abbiamo perso. No! Io pensavo un altro. Ti dico chi la decide oggi? Enzo. Ma come? Da fuori. No, Enzo con una parola adesso la deciderà. Oggi O non è? No, no, su chi puntare? Un nome. Vado a cagare, vai. Ah, Simo? Sì, signori, ma noi abbiamo Ermocio, lui dicevo Ermocio. Vabbè, ma Ermocio è su fisica, sì. Mister, hai il sciale si te la veste. Allora, il senso è Hai quello. detto sciale è in AGT. Per me siete numero uno. Numero uno. Ti ringrazio, ma stai qua davanti a me, me lo devi dire per forza, immagino. No, mo faccio sei venire. sincero. Sì, no, perché abbiamo detto su chi puntare. Hai detto l'unico uomo su cui non puntare è un mister. Perché allora. È vero o non è vero? È vero, io lo No, ma difendo ci il mister. credo, mi dispiace che vengano proprio da Enzo queste cose, pensavo di... Ha fatto buona essere Per espulso. fortuna è squalificato, altrimenti non avrebbe giocato. Non penso, no, ma non so a questo livello di picche. Eccolo, sta arrivando, ma ecco. a livello umano rimango male, sono veramente dispiaciuto. È proprio Enzo convocato. È proprio un traditore. Aspettavo da Sentiamo. qualcun altro, ma non da Enzo. Ecco. Devo dire la verità, no, devo dire la verità, però i fatti danno ragione. Poi questo poi devo... Ah, buono trofeo l'hanno deciso ultimamente. Alla grande poi. Sì. Oggi Nonostante smentiremo. tutta la settimana. Oggi smentiremo questa andata. Io sto scherzando perché. Ma me lo auguro Enzo perché veramente, ti ripeto, me l'aspetto un po' da tutti quanti, da te no, non so perché. Ma su quel rigore ho sbagliato io il torneo là, e abbiamo perso per colpa mia. No, non abbiamo perso un colpo di sciulo torneo, l'abbiamo perso... Vabbè, non l'hai sbagliato. Che cosa? State parlando di? Sto parlando di apporto di fortuna benefica, questa cosa. Che cosa? No, il mister. Hai te una Porta porta sfiga. No, ne si sta Make you force. Ah, ok. E te ne vai. Chi è forte non spera sulla sorte. Appena giunti a Roma, ragazzi, il nostro capitano, giustamente per tenerci tutti quanti sotto vista, sotto controllo, vedete, sta la fila dietro. Andrea, si hanno fatto ombrello a te? Ah, ok, Andrea. Poi ci siamo fermati un attimo qui a Roma per mangiare e tutti gli altri stanno mangiando non so cosa. Io ovviamente all'antico vinaio con un bel rucola e prosciutto crudo. Godo. Signori, buon appetito. Per la prima volta all'antico vinaio? Ma no, lo faccio 3000 volte. Ah, ok. Ragazzi, comunque è assurdo come ho incontrato uno dei miei idoli di Twitch, Patrizio Official, mi sono goduto il momento e non ho fatto nessuna clip con lui. Spero che eravate in live da lui se lo seguite, oppure spero di riuscire a prendere qualche clip dal suo video IRL che sta facendo. In ogni caso, bellissima giornata qui a Roma, abbiamo portato il sole, anche se adesso siamo all'ombra, non sapete. Però fidatevi, c'è. Michele, ma la società YouTuber League ha venuto i soldi, mi hanno a Peru Camp. In generale la fornuta sotto. Ah, ok. Perché non dormiamo qua stanotte. Quindi Ah. ciò significa che. Ha fatto una curaca. Ha risultato trolley. Te due minuti alla stazione. Abbiamo un campo. Ah, ok. Se tutto va bene, oggi iniziamo in orario, col sole. Ma Roma, quante volte l'hanno detta sta stronzata? Se tutto Dell'orario. va bene, oggi iniziamo in orario. Io ho saputo che oggi amava pure Camp, ognuno ha avuto 5 euro. A te che non sarai mai sola. Io sono venuto a prendere il mio denaro. Perché tu percepisci soldi dall'Inter Creators? No, dal Napoli Creators. Perché questa partita mi sa che la vendo. Io sono venuto con la speranza che si questo baffa sì. Ed esulti dove? Posso godere io. Sotto la curva del Napoli. Signori, siamo ufficialmente arrivati al campo. Siamo al Ciriaci, primo campo storico della YouTuber League, ragazzi. Quindi chi non muore si rivede, si ritorna sempre dove si è stati bene. Allora, signori, classico giro pre-partita, sai, sul campo. Vedere un po', sai, come risponde il terreno di gioco. Come si? È molto scivoloso, fratello, sente. È molto Guardate qua. Esatto. molti pallini. Esatto, guardate qua. Comunque, signori, non so se ve lo ricordate, eccolo qui, il campo dove giocheremo oggi. Tra l'altro oggi probabilmente giocheremo con questi palloni qua verdi. Non abbiamo mai giocato con un pallone colorato così. Eccolo qua, ragazzi, il pallone. Mai giocato, sempre bianco. Questo qua è per la neve. Ragazzi, l'ultimo componente del Napoli Creators che ancora dovete vedere, ve lo mostro adesso. Ed è Patrizio, che è appena arrivato da un matrimonio. Poi che hai fatto una festa, non lo so, dici un attimo. Niente, mi ha chiamato Totti, ha detto ci sono le mie due figlie qua. E quindi ti sei presentato giustamente. Ha detto Pazzmaia come in un napolitano là, come che alla romana. Oh, guardate qua, con tutto il suo splendore, qualità, senza stile, non venire. Mi faccio il dopo, la qualità. Allora, l'importanza della partita la conosciamo, allora poi non stiamo a pensare chi ci manca, chi ci
sta, chi non c'è sta. Io penso che quelli che siamo qua siamo in grado di fare quello che dobbiamo fare. Voglio oggi servono questi 3 punti. Cioè serve, non dobbiamo uscire a casa senza 3 punti. Siamo in grado di prendere, però voglio vedere la testa giusta, voglio vedere quell'atmosfera bella che c'è stata. Appunto, nell'ultimo periodo io ho visto che con la testa ci stiamo. Dimostriamo in mezzo al campo, si lotta uno per l'altro. Oggi giochiamo, deve essere una partita ma di sacrificio, ma non perché amma fa la partita, diciamo amma fa la partita che dobbiamo fare cose che non ci piacciono, dovete fare quello che vi piace, divertirvi, giocare a pallone come sapete fare, ma allo stesso tempo ci siamo messi a disposizione uno con l'altro. Sacrificio significa quando tengono la palla loro, voglio avere grande attenzione, fa molto caldo. Simone, questa è una partita che secondo me, voglio dire, secondo me la fai già di solito la differenza, oggi la devi fare anche di più. Non ti voglio sovraccaricare perché questo non ce n'è bisogno, insomma tu sei quello che conosco da più tempo, penso che ci puoi prendere per mano e ci puoi portare, naturalmente senza l'apporto di tutti non andiamo da nessuna parte, ma dal punto di vista proprio squisitamente tecnico sei quello che ci può far fare il salto di qualità oggi e che ce lo devi far fare. Io vi parlo per me, vi parlo anche per mister e Mirko. Oggi potevamo farci nostri come molti di voi che stanno adesso qua, perché domani non abbiamo, cioè in questa settimana abbiamo pubblicato un video sul canale e non è mai successo nella nostra storia, ma ci potevo fare stare a casa, registrare il nostro video, invece noi siamo venuti qua perché per me voi siete veramente una seconda famiglia, io veramente Muressa per stare spaccini ai Napoli Creators, ok? Oggi è anche importantissima perché c'è la prossima che è la Roma, c'è l'ultima che è il Parma, sono le ultime 3 partite. Per me questa, non per essere un pessimista, però visto che siamo dietro, questo è un dentro fuori. Nonostante non ci sia Sciare, nonostante non ci sia Fabio, abbiamo una squadra secondo me di tutto rispetto, ok? Diamo tutto veramente, cioè pensiamo alla squadra prima che a noi stessi. Oggi più delle altre volte secondo me dobbiamo essere anche squadra, se no non la portiamo a casa, secondo me. Purtroppo oggi questa competizione è così, ogni partita è una finale. Ma raccomando, fino a Roma e a vincere. Senza me, senza Fabio, siamo una squadra, siamo uniti. Appunto, sì, ma secondo me voglio dire, teniamo tutte le carte in regola. L'unica cosa è che grande spirito, grande aiuto da parte di tutti. Poi cerchiamo di rendere un po' la vita difficile a Abe, perché è bravo sicuramente, però non è su penso che fare il centrale loro, al solito, no? Per cui, cioè, voglio dire, il primo a cominciare davanti sei tu. Cominci tu. Andrea, sì, parti tu. Andrea, vai a dare fastidio. Finché ce l'hai sempre, cioè in fase di non possesso, vai a dare fastidio. E poi dopo, ti dico prima da cominciare, perlomeno un gol lo fai, almeno uno, ma lo so già che lo fai. Me ne aspetto di più, sinceramente. Ok? Vai, ci vediamo. Dai, andiamo! Ragazzi, non so cosa pensare di questa partita, ma credo che abbiamo giocato la peggior partita. Cioè no, in realtà no, è molto particolare come partita. Cioè abbiamo pure giocato abbastanza bene, però poi facciamo troppi errori dietro. Peccato, peccato perché mo si fa sempre più dura per noi. Non c'era Sciale dietro e si è visto, ma non per i ragazzi, perché tutti quanti hanno dato il proprio meglio. Però giustamente non essendoci proprio il baluardo dietro, non c'era Fabio sulla fascia. Io ho fatto quello che ho potuto. Peccato, peccato. Allora ragazzi, per affogare un po' con i nostri dispiaceri, mangiamo o beviamo. Cazzo devi pigliare, non ci avete ancora che resto cosa. Allora, modo barra una cosa. Vai, parla. Quando vai in dei post altri posti, ok, cioè al di fuori dell'Italia, perché in Italia sta mai scesa, tu la colazione la devi fare sempre da Starbucks. importante. Sì. E questo che cos'è? Questo è cappuccino con... No, ma che mi mangio così? Ma 15 euro ci va. Ando, tu invece per affogare un po' con le tristezze che devi pigliare, facci vedere. Bacon cheeseburger. Vai giù, siamo di rientro, stiamo prendendo il treno, torniamo alle 8:30 a casa. Ma non so se è finita qua. Se esce la Master Ball è buffo. Perché il pool già è Se uscito. esce Umbrian Master Ball è... Metti la gioca e dico, raga, il pool è già uscito. Tipo questa qua, chiudiamo questa così, qua, dai. sta qua, se esce Master poi esce una coreografia qua, 350 vale 350 euro. La prossima gioco io, non mi interessa. Ma dopo la doppietta, vai giù, ma Mirko non viene, sta pensando ai Pokémon. E come pensiamo? Ma non sa i soldi. Vedi, pure Enzo fuori, gioca a Superalla. Ma io chi è che ha fatto 2 gol nella squadra? Tu? No, in generale. Simone, Matteo ha fatto 2 gol? No. Fabio ha fatto 2 gol? No. Enzo cosa ha fatto? No, in generale. La classifica Caponeri, qual è del Napoli?
No, che ne so. Come faccio a non essere convocato? No, Andrea, ma a me. Signori, casa dolce casa. Siamo ritornati a Napoli. Ma io e niente, sono tornato a casa, abbiamo mangiato e poi io vi giuro c'è proprio un'amarezza questa partita. Che poi mi hanno detto che non ho giocato neppure male. Magari dalla partita che vedete su YouTube sì, avrò toccato pochissimi palloni, di cui un assist fatto sul gol di Michele Rapolla, ma diciamo che quello che mi importa è come sono entrato in partita, in campo. Cioè ero proprio motivato. C'è un'amarezza che non riesco a spiegare. E quindi per ribaltare questa amarezza e ritornare un po' così allegri, beh, serve solo una cosa. Più forte! Più forte! Buonasera. Sempre presente. Sempre presente, la capoglia. Tarolla, capocchia. Ogni tarolla una capocchia. Piglia. Sempre. Ogni tarolla una capocchia. Ah, ok. Due tarolle, due capocchie. Ok. La capocchia per due capocchie. Tiro un asso come Zlatan Ibrahimovic. Stasera vogliamo andare? A fare tutti. Sempre. Come si fa la minetta? Ragazzi, Vieni qua dal Solello da Cammarota Spritz. viva la capocchia! E vai! Viva l'Italia! Armando! Signori, alla salute vostra. Signori, ovviamente siamo venuti qui da Pizza Loca, abbiamo già mangiato tutto come potete vedere e ci hanno appena raggiunto anche 3 rappresentanti della Folletto. Ragazzi, se volete una folletto, anche un elfo, qui c'è il numero, vedete qua è il numero, qui sotto. Chiamate a questo numero qua, ragazzi. Cioè, come dici, noi vieni a sera, ma uno si può mai vestire così. Ma tu volevi solo Cuoricini! Il volo. grande amore che mai e non li lascerai mai. Chi stia nuovo, chi stia uno schianto. Dobbiamo dire soltanto Ewa, you, ciao.